Non volendo la caccia, anche lei gentilmente, e non gli spariamo, come si risolve il problema? Bisogna fare una legge, perché ci sono ancora oggi in Italia delle province che spendono dei soldi per ripopolare le campagne con dei cinghiali. Questo bisogna fare, perché se ci sono i cinghiali è per colpa dei cacciatori e della caccia. Ecco, questa è la mia risposta. Adesso che ci sono però... ma cosa cavolo dici, Zanoni? Ma stai dicendo delle cretinate grandi come una casa. Ma non possiamo credere, rispondi, rispondi. Ecco, dico questo, non possiamo credere, perché queste sono tutte favole dei cacciatori, non dobbiamo credere agli articoli. Lo mando in Pedemontana, a casa calci nei lo mando in Pedemontana, lo mando a inventate a tavolino, sono inventate a tavolino. A capire che uno che fa locale così è un cretino, però vero, ma quale 100%? 3.000 per 1.000, vergognatevi, sapete sta foto, vergognati Bortolotto, vergognati, guarda quella foto, ma quale parli, ma proprio te parli, ma proprio te parli, proprio te, non ti preoccupare che ci vediamo quando e come vuoi, non ti preoccupare che sei solo pagliaccio, pagliaccio, da uno come pagliaccio, è un complimento, detto da un ignorante patentato. Tira la mettere, eppure sì, l'ho tirata a te, sei andata via la mia partita, ma non ti preoccupare, non spaventi nessuno, tu sei capace di andare via solo col fucile perché sei un vigliacco, ecco la verità, vigliacco, tu sei solo capace di sparare animali innocenti, quale pantalone, sei un vigliacco, sei un calciatore vigliacco. Vergognati, vigliacco, col fucile ti senti grande, vieni a dirmene fuori il tuo pazzo eccetera dopo, ci troviamo fuori, vediamo dove ti No, la prego, lo cavero! Sotto! Lo cavero, lo prego! Pantalone, tu il buffone! Vigliacco e buffone! Pantalone! Io lo invito! Prima della pubblicità chiedo scusa per le sue affermazioni eccessive e per ritirare delle velate minacce di aspettare Bortolotti fuori dagli studi. Che tiri fuori le palle, me ne dica strove fuori, non che minacci qui in televisione. Ma dove le minacciate, Bortolotti? Ma minacciare non puoi sentire solo che vuoi tu, Fabio. No! O facciamo le cose. Se lei gli lancia qualcosa... Lascia far vedere Se lei gli lancia addosso un oggetto, mi scusi... Lascia far vedere a Zanoni le porcherie che fanno sti signori qui, facciamole vedere in televisione queste porcherie. Vergognati, vergognati, vergognati. Guarda cosa fate! Parlate su tutto quello che si muove, parli ancora, dici pagliaccio, tu dici pagliaccio! Ma stai zitto! Vi prego di contare fino a 10. Cos'è che erbette mangia questo? Buffone! Che erbette mangia? Qualche pubblicità!